La prossima settimana che tipo di iniziative saranno adottate? La prossima settimana la coalizione incontrerà tutte le frazioni, tutti i quartieri in incontri pubblici. Eccolo qua, grazie, ecco, ve la diamo in anteprima, proprio perché intendiamo spiegare alla gente prima del Consiglio Comunale del 13 esattamente dire come stanno le cose, cioè questo è lo stato dell'arte, come abbiamo cominciato a fare fin dal momento, cioè informare la gente dello stato dell'arte, cioè senza andare a interpretazioni tramite comunicati eccetera. Andiamo come abbiamo fatto prima, chi vuol venire in giro per il territorio comunale e poterci confrontare per raccogliere opinioni, idee. Questa è la volontà. Sì, Ugo. Visto scritto, penso anche qualche altro cittadino non ha capito, sinceramente io non ho capito, che non la mia ignoranza. La differenza tra la prima votazione e la seconda. Perché Bertoncelli dice ho vinto io e gli altri dicono no, stiamo a fare. Allora, se vuoi una spiegazione di ordine giuridico, molto semplice, molto semplice. Primo turno elettorale, le liste, eccolo qua il sindaco, primo turno elettorale, le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Angelo Tabaro hanno ottenuto il 50,1% arrotondato per eccesso, mentre il candidato sindaco Angelo Tabaro come voti di preferenza mi pare sia il 46, circa. aiutate, dai, 47, ecco dai, 46,43. Allora, siccome nessuno dei candidati sindaci, che erano 5 o 6, ha raggiunto il 50,1, no, lui ha ricevuto il 43. Il primo turno, le liste che hanno supportato il candidato sindaco Angelo Tabaro 50,1. La legge dice che le liste che hanno avuto più del 3% che concorrono alla formulazione eccetera, superando, questa è l'interpretazione che dà la Commissione Centrale Elettorale, questo è il risultato del primo turno. Non avendo nessuno dei candidati sindaci raggiunto il 50,1 si va al ballottaggio. Che cosa è avvenuto al ballottaggio? Che, come è avvenuto in altri comuni, che il candidato sindaco Bertoncello, che al primo turno elettorale ha avuto quanto? Il 40... si è verificato che c'è stato il ribaltamento al ballottaggio, Bertoncello 52,45 pari a 7.245 voti, Angelo Tabaro 47,55 pari a 6.560, circa 700 voti di differenza. Perfetto, grazie. Sindaco, io vorrei chiederle com'è l'incontro che c'è stato appunto col candidato Tabaro, su che tenore, su che prospettive. Nel senso, voi siete andati lì comunque con una proposta del tipo confrontiamoci, cerchiamo una soluzione per arrivare almeno fino all'esito dei ricorsi? allora, io ho... Possiamo integrare una domanda unica in maniera che dopo tu ci dai una risposta? Siccome hai parlato di tre ipotesi su cui avevi discusso lui, e mi riferisco a quello che tu hai detto di lui, quella che più ci preme sapere è sulla possibilità di queste intese che sono state ventilate, una specie di... Non le ha scartate subito. Le ha scartate... Cioè lui ha detto di fronte, di fronte abbiamo 3 opzioni, le ha scartate 2 e ha mantenuto la terza e ha usato una formulazione che ho detto prima, letterale, che abbiamo proprio... Quindi confermi che ha scartato assolutamente qualsiasi possibilità loro si incontreranno con la fotografia attuale, insomma. Loro si incontreranno la prossima settimana, però vuol dire stamattina hanno fatto, ma non era ovvio che avessero certo. Volevo ribadire.